Che ci frega di Tito Hernandez, noi teniamo a Mario Rui. Mario Rui, Mario Rui. Che ci frega di Tito Hernandez, noi teniamo a Mario Rui. Mario Rui, Mario Rui. Matteo, perché stai piangendo? Matteo, perché stai piangendo? Matteo, perché stai piangendo, Matteo? Rigore netto, eh. Ti prego. Momento chiave della partita. 54-10. Politano o Magnano? Sta cagando sotto. Va col bacino. Sì! Sì! Matteo! Sì! Sì! Il ciolito! Il ciolito! È impazzito! È impazzito il ciolito! È impazzito il ciolito! È impazzito il ciolito! Sì! Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto Quaradona e mamma innamorato sono. Vabbè, ho finito di fare il coglione. Oh, ovviamente poi, sto scherzando, è ironico. Ma che partita ha fatto Kvara? Che partita ha fatto Kuvisha Kvaratskhelia? Che partita ha fatto? Non il migliore in campo, perché il migliore in campo è un altro. E io vi invito nuovamente a salire sul carretto di questo giocatore che sto per nominare. Io settimana dopo settimana vi dico, io vi sto tenendo il posto sul carro di questo giocatore. Insieme a me, tutti quanti ve lo sto tenendo caldo. E a un certo punto vorrete salire tutti sul carro suo. Già un bel po' di persone ci stanno salendo. Piano piano ci salirete tutti quanti. Kvaratskhelia fa monire Calabria, fa monire Kier, fa cambiare sia Calabria che Kier, entra a destra e gli causa il rigore. Imprendibile. Voto in pagella 9. 9 perché non è riuscito a segnare solo quello, ha fatto tutto il resto. Ha fatto reparto da solo, dice Kvaratskhelia. Ha fatto reparto da solo. E il coro per Mario Rui a inizio video è perché Mario Rui è una partita da 8. Nel secondo tempo non è passato nessuno. Ha fatto una progressione in avanti. Infatti stavo subendo gol perché c'era Calulu da solo che poi ha sbagliato a porta vuota un culo così sulla traversa. Un monofotto proprio, sinceramente. Per me potevamo, cioè, per vincere, cioè veramente in qualsiasi modo non me ne fregava niente. Io, come dico sempre, vince chi butta la palla una volta in più dentro quel quadrato, ok? Delimitato da quei cosi di legno chiamati pali e traversa, ok? Chi butta la palla una volta in più dentro, per me merita di vincere. Oggi, come gioco, siamo stati inferiori. Poco da dire, anche perché affrontavamo una squadra più forte di noi in casa loro. Oggi abbiamo vinto contro una squadra più forte, meritando di vincere, perché se tu le poche occasioni che hai fai gol, meriti di vincere. Sotto il punto di vista del gioco, per me meritava di più il Milan, meritava sicuramente qualcosa di più, perché poi è stato sfortunato, episodi eccetera, ma questo è il calcio. Detto ciò, migliore in campo, per me, senza ombra di dubbio, Alex Meret. Salite sul carro insieme a me di Alex Meret, che io sul carro ci sono salito già da 2 anni, ci sono salito e continuavo a dire Guaiù il titolare ce l'abbiamo, e la gente che mi prendeva per il culo, oggi altri 2-3 miracoli di Meret, così una sicurezza che noi non avevamo in porta veramente da tanto tempo. Date fiducia a questo ragazzo, perché Guaiù Meret tiene 2 coglioni sotto così, e poi a centrocampo Lobotka è quel santo, Papà Anghissà, Papino Anghissà, oramai adottami Anghissà, adottami, cioè voglio essere tuo figlio, cioè ve lo giuro, Papà Anghissà, Guaiù, è una cosa, tu lo vedi là in mezzo al campo e dici ma com'è possibile? Cioè veramente clamoroso. Oggi io non capisco perché continua a mettere Zerbin, secondo me non è ancora pronto, però vabbè, fino a quando si vince io sono contento, ma Zerbin Guaiù per me non è ancora pronto, Colpa lì è stata della comunicazione con Di Lorenzo del gol del Milan, bel gol del Milan, però Guaiù, abbiamo fatto una partita clamorosa, e poi Popò, Matteo Politano, Popò, il giocatore che ci sta trascinando.
insieme a tanti altri, Napolitano si sta rivelando l'arma in più del Napoli. Si sta rivelando l'arma in più del Napoli nei momenti di difficoltà, anche in calciare i rigori, ragazzi. Perché tu vai a calciare il rigore contro i Rangers dopo che ne sbagli due. Quindi calcio rigore che come ansia è 10 volte più di un rigore normale. 10 volte. E vai a segnarlo. Oggi contro il Milan a San Siro, dopo che stai in una partita così di sofferenza, vai a battere un rigore e segna anche oggi. A culo anche il rigore segnato, perché però segna anche oggi. L'importante è che la palla sia entrata. E poi il ciolito Simeone entra bomb di testa sul secondo palo. Ah, e che goduria, 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 che goduria. Oggi chapeau. Chapeau a tutti, chapeau anche a Spalletti, che l'ha preparata benissimo, secondo me. Benissimo, perché non potevi fare un'altra cosa, perché se ti fossi sbilanciato troppo oggi ne avresti presi 4-5 schiaffi a destra e a manca. Invece sei stato bravo a ripartire bene, a sfruttare le occasioni che avevi, a sfruttare le lodi individuali, perché quelli di Kvaratskhelia a far ammonire prima tutti e due i difensori e poi a prendersi il rigore. Metti in condizione il calciatore di poterlo fare, il fenomeno, di poter fare il fenomeno, qual è Vicia Kvaratskhelia. Ma tutti quanti, un fenomeno dopo poche partite, si fa per dire fenomeno, ovviamente. Sta facendo grandi cose, per me un fenomeno lo diventerà, è un bel giocatore, ma attualmente ragazzi per quello che sta facendo in queste partite sta facendo il fenomeno. Non dico che è un fenomeno, perché già lo so i commenti, non dico che è un fenomeno, dico che sta facendo il fenomeno in queste partite, è imprendibile, bisogna denunciarlo al 112 per prenderlo a Kvaratskhelia. Detto ciò, io non ci posso credere, che bello, non me lo sarei mai sognato, mai. Fatemi sapere qua sotto che cosa pensate. Che bello, cazzo.